Como la canto veo cucumeu, una canzone a sacurumba mia, poi canturi stimolisti teu, tapet cumeu e sola Bambolina desallegria, fa che sa rima stringente, tottusa diede ora cantaria. Lasciato Flumini Maggiore e seguendo la strada statale 126 sino al chilometro 59, attraverso un sottopassaggio della statale stessa, ci ritroviamo a seguire il Rio Sumannau. La percorriamo sino alla sorgente Chopadrojo. A questo punto si apre al nostro sguardo una vallata da fiaba. È la valle Sumannau. Sai scarpa sin despochende, e pro a rodare s'azzente via, in valentia e vallente, Abbarbicata nelle pendici di una collinetta, completamente immersa nella vegetazione, vi è l'ingresso della grotta Sumannau. Profusta gioia madura, iscrittizzata in sottogrostuo, Catto l'ingresso e percorso un breve tratto in discesa, ci ritroviamo subito di fronte ad un enorme ambiente, lungo circa 60 metri e largo all'incirca 10 metri. L'altezza è notevole, verso la fine misura circa 15 metri. Ad una decina di metri dall'ingresso, nella parete rocciosa della nostra sinistra, una apertura naturale a forma di triangolo comunica con la parte della grotta che riveste un grande interesse speleologico. Oggi questo passaggio, per renderne difficoltoso l'ingresso ai devastatori di grotte, è stato diminuito notevolmente e chiuso con una robusta catena. Questo ambiente speleologico, a seguito delle ultime esplorazioni, ha rivelato uno sviluppo di ben 6.350 metri. Ha dei bellissimi ambienti ornati con concrezioni da favola. Primeggia fra tutte, per importanza speleologica, la famosissima Sala Vergine, situata a circa 3 chilometri dall'ingresso della grotta. Chissetta un sardo decoro, sapete chi porta consola,
e dividere tu a su coro. No torra salute in questo. Ma a questo punto tralasciamo a malincuore la visita di queste meraviglie della natura per tornare nel primo ambiente che abbiamo incontrato subito dopo l'ingresso, il santuario ipogeico di Summanao. A rocca e serra de saltos lontano dai Annora di mora cucumeu, tramade ottilera pittu pittu, ventuma punu pittu cavuman. Questo ramo della grotta rivela subito la sua vetustà geologica. Infatti, qui le concrezioni vive sono pressoché assenti. Gran parte di esse sono morte, fossilizzate, perché manca del tutto l'attività idrica. Quindi, a ben osservarlo, questo primo ambiente è tetro e sembra lunghissimo, non vedendosi la fine a causa della completa oscurità. Sembra proprio di trovarci in un luogo smisurato, perenne, infinito, inesauribile, illimitato, senza fine, enorme. E detto alla sarda, un umanau. Como la canto veo cucumeu, una cantone a curumba mia, poi cantuni stimmorischi te. Non potrò riposare, amore coro. Per continuare il nostro racconto è necessaria una premessa. Nel bel mezzo dell'incantevole vallata di Antas, poco distante dalla grotta di Summanau, troneggia un imponente tempio tetrastilo d'epoca punico-romana. In epoca punica vi si venerava il dio fenicio Sid, mentre in epoca romana una divinità tipicamente endemica della Sardegna, il dio Sardus Pater. Ma Sardus Pater è un dio imposto dai romani ai sardi, per cui è probabile che i vecchi sardi mai acquisirono appieno la venerazione per questa divinità, tant'è vero che essi continuarono a frequentare la grotta Summanau, in cui, con una continuità quasi esasperante, da tempo immemorabile, forse dal terzo millennio a.C., attraverso tutte le fasi preistoriche e storiche della Sardegna, continuarono ad adorare le due divinità ancestrali e tipiche del suo arcaico pantheon sardo.